Euroregione News. Il friulano insegna arte ecologica, il gelso. Nulla insegna più dall'esperienza diretta. Un progetto dell'Istituto Comprensivo di Codroipo ha portato i bambini delle quarte classi a piantare un gelso nel giardino della scuola e in gita a Vivaro in un bosco di morus, cioè gelsi, per disegnare, recitare, imparare toccando con mano la realtà, grazie all'iniziativa dei docenti con Laura Nassimbeni in prima fila. Siamo a Vivaro, siamo venuti nel bosco dei gelsi con i bambini delle classi quarte A e B di Codroipo. E quest'anno abbiamo studiato per tutto l'anno i gelsi, abbiamo fatto un percorso multidisciplinare e quindi naturalmente adesso siamo in gita qua e osserviamo dal vivo queste meravigliose creature secolari e siamo ospiti del signor Mauro Rizzotti. E ci sono con noi il pittore dei Morars di Codroipo, Antonio Fontanini, che eseguirà con i bambini una pittura dal vivo, in plein air. E c'è anche con noi l'esperto di teatro Gianluca Valoppi, col quale facciamo un percorso di biomusica e prepariamo uno spettacolo musicale, uno spettacolo teatrale, tutto imperniato sui gelsi e l'ambiente tipico friulano dei gelsi. Il progetto che stiamo seguendo con i ragazzi delle due quarte della scuola Candotti consiste nel creare uno spettacolo teatrale che inizia e prende spunto da questa esperienza loro con i gelsi e anche con la biomusica, che è una forma di meditazione in movimento per bambini e adulti. Oggi i bambini hanno parlato con i gelsi e tutte le cose che hanno sentito dire dai gelsi le metteremo nello spettacolo, diventeranno la storia. Allora, oggi ai bambini è come una prova, come un esame per loro, perché gli darò carta bianca, nel vero senso della parola, carta bianca il foglio, però voglio vedere cosa hanno imparato, che mettono in pratica l'ombra, penombra e luce e l'orizzonte e le prospettive. Naturalmente chi ha prodotto anche i colori, vediamo se riesce anche a acquarellare col pennello e l'acqua. Mentre io intanto dipingerò un quadro dal vero per confondermi insieme a loro, per sentirmi come loro, perché dopo tutto un pittore rimane sempre bambino. Conosco una maestra, questa maestra affascinata da queste piante, da quello che ho fatto, e mi ha chiesto se si poteva portarli per vederli. Io ho detto assolutamente sì. Diciamo che il discorso dei gelsi è abbinato al bacco da seta, perché sono qua per quello le piante. Io li ho tenuti, poi i bambini gli hanno regalato questi bacchi, allora oggi sono qui con noi e fa piacere, perché la gioventù deve sapere che c'è stato un passato, sicuramente lo sapranno, però che la gente ha lavorato con queste piante per far sì che il nostro paese abbia avuto uno sviluppo. Nel 1800 tutti sanno, insomma, le persone grandi, che quello che è stato la seta è stato un boom economico, forse non per tanti, ma anche i contadini tiravano su un po' le costole, diciamo, anche dovendo lavorare sempre, ma purtroppo è così. Da Vivaro, Pordenone, per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.